Siamo col coach del Sennori che ha portato a casa la prima vittoria di questa serie di finale per quanto riguarda la Serie C. Intanto complimenti, dopo un primo quarto un pochino in sofferenza è venuta fuori l'esperienza. Grazie. Sì, loro sono stati bravi a, come ho detto nell'intervista precedente, a creare subito vantaggi di 1 contro 1 e a prendere tanti tiri aperti che li hanno portati all'intervallo, hanno permesso già 9 bombe. Poi siamo venuti fuori un po' noi in fase difensiva, li abbiamo messi in difficoltà, abbiamo fatto un paio di aggiustamenti su 1 contro 1 e poi ci siamo esaltati contropiede. Poi Giri si è scaldato ed è diventato il regalo. Giri Ubalek, il valore aggiunto in questa squadra? Sì, assolutamente. Era già un gruppo buono che veniva dall'anno scorso, dove abbiamo un po' faticato a inizio anno ad aggiungere nuovi innesti. Però poi una volta arrivato Giri ci ha dato una marcia in più. Adesso testa a gara 2. Sì, assolutamente sì, ecco la lunga. Grazie coach. Grazie a te. Con coach Carlini, la prima non ha soddisfatto probabilmente le attese, nonostante un primo quarto dove ha dimostrato la tua squadra Torres di essere davvero in palla, perché insomma sopra di 8, addirittura più 11, poi che cosa è successo? È successo che dobbiamo giocare 40 minuti, noi oggi probabilmente ne abbiamo giocati 17, quando ne giochi 17 su 40 perdi di 20, purtroppo non siamo stati lì per tutta la partita, l'avversario è di spessore, siamo una grande squadra, lo sapevamo per il campionato, se giochi 17 minuti su 40 l'esito è questo, dobbiamo stare un po' di più sul pezzo in gara 2 seguente. Coach, come stanno i ragazzi? Perché abbiamo visto anche qualche acciacco di troppo. Allora Edoardo Raffo probabilmente si è scapigliato, vediamo, Ricchi arriva da settimane con Riccardo Pisano, settimane con questo problema al ginocchio, sempre un po', alla fine gli ha dato un po' di fastidio, è stato meglio preservarlo piuttosto che rischiare adesso. Adesso testa a gara 2. Già una settimana per prepararla e vediamo di fare il meglio possibile.